distinguerai la percezione dei sensi dall'ambiguità della verità. Se mi tocchi sento, dirai, ma è la mia verità e la tua. Benvenuto ad un altro momento di noia. Penso all'inutilità dell'amore, al suo volo veloce che non serve a molto. E la paura, dirai, forse, vero, ma ragiona. Se ci lasciassero 2 notti in una grotta, di che altro potremmo vivere? L'Occidente cade sull'onda dell'entusiasmo per le bambole gonfiabili e le loro curve morbide. Costruiamo un materasso così che stiano comodi. Arrendiamoci alla potenza del volersi bene ancora un po', perché perderemo tutto. E gonfiamo più materassi e meno bambole. Dio è felice nella sua solitudine, o è convinto che qualcuno possa pregarlo così forte da fargli compagnia. Dio è felice nella sua solitudine, o è convinto che qualcuno possa sognarlo così forte da fargli compagnia. Continuiamo a cercare il senso della vita nei tradimenti occasionali e nelle colpe che diamo agli altri. Ma sediamoci in platea, così da stare comodi almeno. Nella corsa alla ricerca della bellezza continueremo ad essere primi e poi perderemo tutto. Se vuoi restare sola, basta farlo. Dio è felice nella sua solitudine, o è convinto che qualcuno possa pregarlo così forte da fargli compagnia. Dio è felice nella sua solitudine, o è convinto che qualcuno possa sognarlo così forte da fargli compagnia. Grazie, buonasera Musicultura.